Insomma, si sta parlando di una risalita dei contagi, purtroppo anche in Veneto. Come stiamo affrontando questo periodo? Ma guardate, finché non aumentano le ospedalizzazioni, cioè l'aumento dei contagi non è preoccupante. Infatti la Regione del Veneto chiede che nella valutazione e nel cambio del colore di regione non si valutino più i contagi, perché comunque è stato provato che i vaccini funzionano per quanto uno venga contagiato, comunque non manifesta sintomi gravi e comunque non finisce in ospedale, e sono le ospedalizzazioni che eventualmente mettono in difficoltà il sistema sanitario. Noi stiamo andando avanti, adesso addirittura abbiamo liberalizzato i tamponi. Chi partecipa a cene, a feste o comunque a eventi di gruppo può liberamente, senza pagare nulla, farsi il tampone in via preventiva, e noi lo suggeriamo veramente come metodo di sistema di precauzione per evitare comunque che chi è contagiato diffonda il contagio. Ecco, e sul Green Pass invece, sul modello francese, se ne sta parlando in queste ultime ore, lei cosa ne pensa? Ma guardi, è un anno e mezzo che di fatto stiamo vivendo restrizioni tutti a causa del Covid. Sembra che in questo momento ne stiamo uscendo. Sicuramente io sono per la libertà della vaccinazione, non deve essere assolutamente un obbligo, ma deve diventare volontario. Io non parlerei di limitazioni, ma parlerei più che altro di possibilità. Chi ha il Green Pass che cosa può fare rispetto agli altri. Confido comunque che arriveremo presto a non parlare più neanche di Green Pass, ma si torni presto alla vita normale. Perfetto.